Buongiorno cari amicizie, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi parleremo come iniziare a usare il pendolo con i quadranti radiostesici, perché ho avuto parecchie domande su come iniziare il primo approccio. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarde Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 Hildegarde Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Eventualmente, se vi scappa anche un super like e anche un commento sotto la descrizione, il vostro Marietto è sempre ben contento, e i link per poter raggiungere i gruppi Facebook e Telegram sono sotto in descrizione. Bene, partiamo un po' con questa domanda che spesso è ricorrente e mi viene fatta quando le persone si approcciano ai quadranti radiostesici che non sono i circuiti radionici. Prima di tutto mi fanno la domanda: ma esiste un pendolino migliore dell'altro o posso usare un bottone attaccato a un filo? Il vostro Marietto è iniziato più o meno all'età di 5 anni con uno spago, un sassolino o qualsiasi, e funzionava benissimo, perché fondamentalmente come si suol dire, la forza non è tanto l'oggetto, ma è il subconscio. È praticamente il pendolo, cioè l'estensione, è praticamente una puntina come di un grammofono che va poi a leggere nel subconscio. Quindi chiaramente più l'anima è antica, più chiaramente ci saranno informazioni corrette, più l'anima è giovane e più si andrà a pescare nel buio. Quindi di conseguenza i risultati saranno più performanti a dipendenza sempre dalla qualità dell'anima. Cioè non è che un'anima antica è migliore di una giovane, ma ha più esperienza, tutto lì. Poi bisogna fare una cosa: quando noi andiamo in un certo senso alla ricerca di una scia energetica di una persona o di un oggetto, dobbiamo sempre prendere in considerazione che ci sono delle perturbazioni, che possono essere degli elementali, dei parassiti astrali, e dei vampiri energetici, fatture, maledizioni e quant'altro. Quindi è chiaro che quando noi usciamo nel mondo eterico o nel mondo dei corpi sottili, chiaramente dobbiamo essere sempre alabardati e difesi. Infatti spesso e volentieri capita che in molti corsi il docente, il formatore non spiega questo, come si dice, procedimento importantissimo, e cioè prima di iniziare a cercare nel mondo eterico col pendolino per agganciarsi alle scie energetiche degli oggetti e persone, bisogna sempre blindarsi. Il vostro Marietto ha messo delle pillole brevi ma succose, in cui spiega prima di tutto come fare i cerchi di fuoco, che è importantissimo, poi fare l'ovetto colorato luminoso con i vari colori, viola oppure dorato, e poi la meditazione della stella di Davide, che è messa in vari formati, cioè in varie possibilità. Questo perché? Perché quando si accede al mondo vibrazionale, astrale, eterico, insomma dei corpi sottili, praticamente bisogna entrarci in punta di piedi e sempre blindati, perché se no, oltre alla scia energetica, si potrebbe collegare anche qualche parassita indesiderato, oppure disturbare anche il risultato del vostro lavoro. Poi, come ho detto, ci possono essere delle risposte che non sembrano compiacere alle vostre aspettative, ma questo non è tanto dovuto che voi sbagliate, ma che magari il pendolino sta rispondendo giusto, ma che voi non abbiate i mezzi per poter riuscire a decifrare cosa vi sta dicendo. Quindi molte volte capita che alcuni hanno delle risposte e altri che sembrano discordanti, ma che in realtà il pendolino vuol dire una cosa molto particolare, perché il pendolino generalmente, se legge nel vostro subconscio e voi avete i dati messi bene, la cosa è che lui dice la realtà. Che voi poi viviate in un mondo in cui è malato e quindi alcune cose sembrano bianche a posto che nere, viceversa, questo è un altro discorso. Quindi, detto questo, l'importante è che quando voi iniziate prima di tutto a entrare in questa protezione. Poi, per poter raggiungere la pace mentale e non essere perturbati da pensieri, si fa l'Om.
quindi quando voi iniziate a fare la domanda al pendolino dovete in un certo senso portare la vostra pace mentale con l'Om, che è la via più breve, no? Una piccola meditazione, dopo quella della stella di Davide si fa Om, in modo che la vostra mente resti bella pulita. Fatto questo si può pure iniziare. Poi i quadranti radiostesici, lo ripeto, non i circuiti radionici, possono essere tranquillamente anche disegnati a mano, questo è chiaro, per il semplice fatto che sono solamente dei fogli o degli elementi in cui il quadrante serve per, come si suol dire, pilotare la risposta, non nel senso che manipola la risposta del pendolino, ma diciamo che dare un'idea della risposta che vuol dare il pendolino. I quadranti radiostesici in sintesi sono solo un aiuto al pendolino per far capire a noi cosa ci sta dicendo. Bene cari amici, ho detto questo, il vostro Marietto ha finito qui questa pillola, vi ringrazio di avermi seguito, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Degana Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!